Allora, nuovo ospite oggi al nostro Hot Corner, Stefano Mainetti. Come stai, Stefano? Eccoci qua, tutto bene, grazie. Allora, grazie Stefano per essere qui con noi. Stefano Grazie a Mainetti, voi. compositore illustre che noi seguiamo da anni, che qui alla Festa del Cinema di Roma è con un progetto molto particolare, però raccontacelo un po', Stefano. Sì, questo è un progetto che si intitola Grido per il nuovo rinascimento ed è E un già, po', già dice delle cose. Ed è nato l'anno scorso, sotto il periodo di Covid, da un'idea di mia moglie, che è Elena Sofia Ricci, che è coinvolta direttamente anche che è coinvolta direttamente, ha avuto questa idea dicendo noi italiani abbiamo un patrimonio artistico incredibile e investiamo poco in questo. Quindi il settore dello spettacolo, il settore della cultura ricevono pochi finanziamenti dalle istituzioni. Cerchiamo di sensibilizzare questo problema, di rendere più sensibili le istituzioni, però non attraverso una protesta, ma attraverso uno spettacolo che abbiamo fatto appunto l'anno scorso agli Studios di Via Tiburtina, coinvolgendo tutte le categorie dello spettacolo, 89 categorie, 89 89 categorie. perché all'inizio, Cioè, quindi dai direttori della sì, fotografia pensa che al montatore, all'inizio dico saranno 20, ho infatti provato anch'io avrei a detto, così, poi mano a mano che stendevamo l'elenco, ma no c'è anche quindi dai circensi ai direttori di sala, ai direttori della fotografia, agli assistenti, i runner, i musicisti, i compositori, i direttori d'orchestra, i registi, scenografi, sceneggiatori, tutto, alla fine 89 categorie hanno partecipato gratuitamente per uno spettacolo che è durato un paio d'ore, ognuno facendo una cosa a favore di questa, chiamiamola certo, così, non una manifestazione, una no, però forma di quasi spettacolo, un'alzata di mano per dire un'alzata ci di mano siamo. per sensibilizzare, ripeto, le istituzioni affinché venissero destinati maggiori fondi. E alla festa portate praticamente la versione. Il documentario Esatto. tratto da questo spettacolo ridotto a 50 minuti circa e contestualmente quando c'è stata la produzione di questo documentario che abbiamo fatto sempre noi a casa, Certo. proprio due camere e cucina per capirci, abbiamo coinvolto, chiesto alle istituzioni sempre di istituire, ma di cercare di istituire una giornata per i lavoratori dello spettacolo. Certo, Quindi dopo che non c'è, pochissimo, appunto. che non c'era fino a oggi. Quindi il Senato subito ha reagito immediatamente e ha ratificato una proposta di legge che era quella proprio di istituire la giornata dei lavoratori dello spettacolo. Dopodiché, proprio l'altro giorno, una settimana fa, perché era il 13 scorso, Pensa. Cioè è stato anche abbastanza rapido. sì, la Camera dei Deputati ha varato Italia, definitivamente, detto da noi, velocissimo, ha varato questa legge e quindi da adesso, il 24 ottobre, sarà per sempre la festa dello spettacolo, la giornata dello spettacolo, dedicata allo spettacolo. Quindi in tutta Italia, giornata nazionale, ufficialmente si chiama Giornata Nazionale dello Spettacolo ed è dedicata a tutti i lavoratori dello spettacolo che quindi si faranno sconcerti, manifestazioni e anche finanziamenti per progetti particolari mirati e destinati allo spettacolo il 24 ottobre, quindi ufficialmente. Quindi segniamo sul calendario che quella è stata ratificata e noi proprio il 23 adesso, il 23 sera, faremo proiettare questo documentario alla Sala Sinopoli. Anzi, chi vuole venire ben accetto, che è una bella cosa per tutti noi. Alle 15 del 23 prossimo ottobre ci sarà questa proiezione. Perfetto. Senti Stefano, questa cosa però tu sei anche all'interno dell'associazione compositori musica da film, ricorda anche che una parte di quei lavoratori, cioè i compositori delle colonne sonore, sono sempre celebrati pochino, insomma, diciamo che io dico che in Italia abbiamo una delle tradizioni più grandi al mondo, no? Da Lavagnino fino a Piccioni, Umiliani, e non cito volutamente Morricone perché è troppo facile, no? Trovaioli, Rustiche, insomma, possiamo stare qui mezz'ora. Ma sai, con me sfondi una ponda aperta, un pochino sì, poi sai, io insegno proprio qui dietro a Santa Cecilia, insegno composizione per musica da film, composizione applicata, quindi tutto ciò che è cinema, teatro, televisione, quindi con me sai, sì è vero, effettivamente noi abbiamo una grande tradizione di compositori, quelli che hai citato te, tra gli altri Rota, per ricordarne alcuno. Ma, grande milanese che anche Milano per esempio non ricorda abbastanza, secondo me. Esattamente, ma abbiamo una tradizione che ci è stata invidiata e ci è invidiata in tutto il mondo. Abbiamo dato dei dettami, delle linee guida anche per scrivere le colonne sonore, anche con idee originali che poi sono state riprese, che ancora anche oggi riprendono, che ancora oggi riprendono, uno su tutti Tarantino, voglio dire, che ha rivalutato anche i B-movies non solo sotto l'aspetto
della No, anche colonna sonora. di tutto. Però questo un pochino, sai, riguarda un po' il comparto dello spettacolo, tornando al discorso di prima. È poco valutato, è vero, viene dato poco peso, in Sì. special modo a quello che è la colonna sonora. E poi io dico sempre, ragazzi, ai miei allievi, pensate che se non volete dire al produttore e al regista che le vostre musiche miglioreranno il film, pensate che glielo possono peggiorare tantissimo, È perché vero. una pessima colonna sonora rovina il film e il regista non capisce dove sta il problema, magari il pubblico sicuramente non realizza il perché, ma capisce che c'è qualche cosa che non va. Esatto. Quindi Così bisogna... come all'opposto, no, l'altro giorno citavamo anche con Lele Marchitelli, Hitchcock che diceva che Psycho senza Bernard Herrmann era mezzo film. Ma sì, Così, e peraltro questo è Bernard proprio... Herrmann aveva una personalità talmente forte da imporre a Hitchcock, altra Hitch come lo chiamava lui, come si chiamava, un qualcosa di inverosimile, perché Hitchcock la prima cosa che disse a Bernard Herrmann fu: allora mi raccomando, sulla scena della doccia niente musica. E ovviamente Herrmann È fu la vero, prima è che vero, scrisse, è vero. ed attualmente la scena e la musica della doccia di Psycho rappresenta forse la colonna sonora in tutto il mondo. Quando dice una colonna sonora pensa E anche agli l'impatto archi. che può avere la colonna sonora su una scena, su una Ecco, singola lì scena. per esempio, per parlare di stile, pensate che è la prima volta che un compositore scrive una colonna sonora di un film horror solamente con gli archi, per di più Ah. tutti con la sordina. Fino ad allora Hollywood aveva fatto riferimento a grandi organici di brass, percussioni, ovviamente per tutti i film dell'orrore Con la e per tutti i film di esatto. tensione e i thriller. Invece Herman decide di utilizzare solamente un organico per archi, puro archi, e tutti con la sordina, anche quando suonano sforzato con sordina, creando un impasto particolare che rimane però nell'immaginario collettivo di Totale. tutti noi assolutamente. Questo per dire quanto possa caratterizzare una colonna sonora la vita di un film, Esatto. la percezione di un film. È un fatto di percezione, perché può cambiare il punto di vista, la prospettiva, Ma anche il mood, no? Anche la il modo di sensazione, leggerlo dal punto di vista dello spettatore, che non deve realizzare il perché lo sta leggendo in quel modo. Lo spettatore viene sollecitato da un punto di vista multisensoriale, da fattori che riguardano i dialoghi, la musica, gli effetti, la fotografia, tutto. È un insieme che deve concorrere però a dare un risultato che non deve essere lineare, dove la somma delle varie componenti deve essere superiore, il risultato deve essere superiore alla somma delle parti. Sì. Quindi la musica concorre in questo senso non a essere bella, ma a essere funzionale e a dare lustro al film anche in maniera inconsapevole dello spettatore. Deve essere qualcosa di subliminale, qualcosa che psicoacusticamente influenza lo spettatore e lo porta per mano verso il risultato che il regista si è prefisso. Certo. Questo nella migliore delle ipotesi. Un'altra missione. Senti, chi è il tuo compositore preferito, quello che, diciamo, se devi... Ma guarda, insomma, fare questa prendere come domanda a un riferimento, compositore è come dire se vuoi più bene a mamma e papà. È uguale, è la stessa cosa, perché Vuoi più bene? chiaramente dipende un po' dal genere e ovviamente non posso fare un nome su tutti perché dipende un po' dal genere. Uno l'abbiamo nominato ed è Bernard Herrmann, perché è stato un capo scuola ed è stato uno fra i pochissimi, veramente tra i pochissimi, oltre ad Ennio Morricone, a riuscire a avere significato musicale con tanti generi musicali diversi. Ennio Morricone è stato un altro, cioè lui su vari generi riusciva a ricreare se stesso. Bernard Herrmann, recitando Psycho, pensate alla differenza per esempio con Taxi Driver, che è stata l'ultima colonna sonora che ha scritto, di Mood. Mi sembra che non riuscì neanche a vedere il film. No, l'ha missato l'ultimo giorno, era il giorno di Natale, l'ultimo missaggio l'ha visto, poi non l'ha visto. E sembrano due compositori diversi. Sembrano due compositori diversi perché il mood è assolutamente jazzy, dissonante, quello di Taxi Driver, dissonante su tutte le atmosfere di tensione, ma jazzy, quel sax jazz che era Tom Scott se non ricordo male, completamente diverso dalla colonna sonora, dall'impronta della colonna sonora di Psycho o di tutto ma anche di Hitchcock. Intrigo Internazionale, Esatto. che è una grande colonna sonora. Ecco, invece per esempio a grandi compositori come citiamo Williams, per rimanere oltreoceano, rimane una certa continuità di stile. Morricone e Herrmann li ricordo con particolare attenzione proprio per questo, cioè pensate al Morricone del tema cantato da Edda Dall'Orso,
dei primi western con Sergio Leone, e pensate al Leone e pensate al Morricone di Quentin Tarantino che ha vinto l'Oscar con The Hateful Eight. Sì, tutta quella parte Totalmente diversa, sembra addirittura un altro compositore, ma con dentro un DNA che te lo fa riconoscere comunque, nonostante siano mondi diversi. Questo vuol dire che il compositore si è messo sempre in gioco durante una vita professionale di oltre 60 anni, si è sempre messo in discussione e ha sempre cercato soluzioni nuove. E questo io in Herman e in Morricone l'ho sempre trovato e l'ho sempre ammirato, li ho sempre avuti come riferimento in questo, non come stile in sé, ma proprio nella ricerca, anche la ricerca del suono. Herman utilizza degli organici che addirittura negli anni 50, in un film famosissimo di fantascienza che era The Day the Earth Stood Still, cioè l'Ultimatum alla Terra, utilizza 2 theremin, che erano gli strumenti elettronici fra i primi ad utilizzare il theremin nel mondo della colonna sonora. Il suono fantascientifico. Sì, poi arpe, pianoforti missati con più tube, ottenendo dei suoni particolari, quindi sperimentando e lavorando non sull'organico classico che dava il mainstream di Hollywood allora, ma andando proprio controcorrente totalmente. Per fare questo servono personalità musicali molto forti e decise, in grado di poter decidere a livello produttivo ed registico. Herman e Morricone, soprattutto Herman oltreoceano, era l'unico che poteva imporre composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra, tutte fatte da lui, perché Hollywood normalmente, la Hollywood prendeva sotto la loro ala, prendeva i compositori, poi aveva gli arrangiatori, poi aveva i direttori d'orchestra super specializzati. Herman voleva orchestrarsi, comporre, dirigere, tutto, era uno dei pochissimi che ci riusciva, fino a quasi alla fine. L'ultima non l'ha diretta lui perché non stava bene, appunto, che citavamo, Taxi Driver. Stefano Mainetti all'Hot Corner, grazie a voi, grazie a voi, grazie. Grazie mille Stefano.